Niente, accidenti. Buonasera a tutti, vi siete voi, scusate il ritardo ma abbiata un video in caricamento e che hanno fatto un video in caricamento lasciato da Erisero, cioè purtroppo la linea che beste in occhio in via Salvemini, beste fino a la vibra ma costa troppo, sono praticamente 46 euro su mese fa una cosa satira e quindi è una cosa un pacco onerosa e un po' comodo. E quindi vabbè, andiamo a dare innanzi, un po' comodo voi che non fa che pazienza, che, insomma non è sempre chi si biacchete a mantenere sul collegamento e poi il bicchiere tora anche a partire. Bene, dimmi come ti ripresenta sta via oggi, è una via metà bella, di cui questa situazione oggi in vizio, un occhio limpio, perché non vede questi scampianne, ma non va a si preoccupare. Ecco qua la situazione, durante la videata, come diciamo, il tenarata su Saravallo, narata a mezzo cocolato fino a schimbe, poi spalazzata, ma la cocolatura come se si vede è bella che pacco. Kral Domenica invece un pacco più cocolato, ma momentos in cui e so scale a Zucchilla essere completamente conquistato da San Nuvere. Bene, cominciamo scrivendo un bello toccamento della scrittura, benennita, vabbè, fatto un sbaglio, scusate per procurazione, Luisa Carzeda Caria, a Sumunno in terra sarda e logo bezzicheso, buona sorte e buona fortuna, Luisa e auguri meta a Samano, Silvia Caria e a suo babbo Francesco Carzeda, pochine siano, sempre Mannino e Dizzoso e lo pesen in salute e la pesen in salute e serenidade. Non che basta sbaglio che hanno corretto diretto e provvedimos allo correzione che non andrà bene, insomma, e provvediamo in diretta allo correzione. Allora, non andrà bene, purtroppo chissà presse sia che è una cosa esatta. Ecco qua, andiamo da Inoc, modifica post, venendita, e la pesa, la pesa, salva, ecco qua, salvato e correttito. Benissimo, andiamo da innanzi, sono in bici che la partite adesso calcetto, calcio a 5, come sul torneo ingegneri italianos ho abbinato un altro paio di partite, ma come non gioco sul calendario. Bene, andiamo da innanzi, dimos Unione dei Comuni del Montalbo, agevolazione ticket e parcheggi nei litorali del Comune di Posada e Siniscola. Bollapo già le suerisi, praticamente in Siniscola, pezzi berchi da este tariffa mezza giornata euro 2, tariffa giornata intera 3 euro, mentre se in spiaggia la Via Rosei de Posada è gratuita, e va bene, esporre il contrassegno rilasciato dal personale direttamente presente nei pressi dei litorali dalla ditta Oikos, oppure lo ritirare in biblioteca comunale. Vamos poi ordinanzias, eccola qua, no, questo è avviso, borsa di studio regionale, eh, eh, anni 2025-2026 e poi buono libri 2026-2027.
per modalità di presentazione della domanda. Possono presentare le domande all'Ufficio Comunale Biblioteca Comunale di Biti entro il giorno mercoledì 15 luglio 2026. Il genitore, il tutore legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l'apposito modulo e allegando la seguente documentazione: fotocopia attestazione ISEE, fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Bene, 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 bene. Andiamo da innanzi, esatta la cosa, este disciplina temporanea di circolazione stradale in occasione della processione religiosa del Corpus Domini previsto per il giorno 07 giugno. Assoluto divieto di sosta. Il tragitto est chiesa Nostra Signora del Miracolo, via Dante, piazza San Giovanni, via Brigata Sassari, piazza Sproni, corso Vittorio Veneto, chiesa San Giorgio. Questo è il tragitto. Poi vamos a esta de Santo Ioanne, su treike su 14 de lampada 2026, sabato treiki, San Benesecorda, sortato del Longoro. Domenica 14, ore 12, Santa Messa Solenne, ore 13:15, pranzo, ore 16, torneo di mora, balli in piazza. Sabato sedie, poi in Tepilora, su 14, veste Achimus, che organizza una giornata a Tepilora, l'associazione Achimus, vi offre gratuitamente un'esperienza unica all'interno del parco con escursioni in quad, fuoristrada e degustazione prodotti tipici locali. Tour speciale, animali fantastici e dove trovarli per i più piccoli. Poi è cominciato centro estivo 2026, apre il centro estivo 2026 da lunedì 15 giugno a venerdì 7 agosto, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Rivolto ai bambini di età compresa fra i 4 nati nell'anno 2022 e i 9 anni nati nell'anno 2017. Per costi e info contattare la Biblioteca Comunale di Bitti, telefono 0784 41 44 05. Email bibliotecacrocheddacomunale.bitti.nu.it. Iscrizioni entro e non oltre venerdì 12 giugno 2026 presso Biblioteca Comunale Bitti. Bene, colamos como sul giornale, della segna stampa, prima pagina dessa Unione Sarda, incendi, le strade sono una polveriera che non sono pulite. 3 Canadair di base in Sardegna, ma tutti a Olbia, protezione civile, i volontari senza corsi. Erbacce, non ci hanno fatto lo scorso di aggiornamento, erbacce alte ovunque, in molti casi mancano i soldi per gli sfalci straordinari. Nel mare del Sulcis 42 torri, siamo ai danni dell'assalto eolico, insomma, impianti eolici e fotovoltaici in mezza isola. Il Ministero della Cultura ha detto sì al progetto con 42 superpale offshore nel mare del Sulcis, mentre dal Consiglio dei Ministri è arrivata la firma sul parco eolico in Ogliastra e su 2 impianti fotovoltaici a Serramanna e Macchiareggio. Esordio in casa del Parma, poi subito Cagliari-Inter. Quindi è stato, ecco, il calendario dei rossoblù. Attività molto importante, che vabbè, domina l'incertezza, questo è un po' adesso articolo di fondo. La guerra in Ucraina e quella in Iran hanno avuto in queste settimane una diversa attenzione pubblica e della comunità internazionale. Da un lato il conflitto tra la Russia e l'Ucraina è considerato in una fase di stallo, senza una reale accelerazione dei negoziati, mentre la guerra di Stati Uniti e Israele con Iran è stata caratterizzata da continue, quasi spasmodiche annunci di trattative ed accordi, una stop and go che non ha portato comunque ad un assetto stabile. Del resto, come più volte osservato, la dimensione regionale del conflitto iraniano coinvolge sempre altre aree, tra cui il Libano, che contribuiscono a riaprire i giochi anche quando un accordo di massima sembra raggiunto. Andiamo sulla prima pagina del Sa Nuova. L'isola migliora sulle liste d'attesa, ma i tempi sono ancora lunghi, siamo arrivati alle sanitate. Parla Minerva,
il tagliacode, fatti passi avanti ma restano criticità. Tutti i nomi di tutti i candidati in tutti i comuni. Scontro tra regione e governo sul resort, un bambino israeliano. Da Roma il via libera al progetto bocciato da tutti a Cala Finanza. Todde ricorso al TAR. No, non si tratta di ricorso. La regione prepara le barricate e annuncia un ricorso al TAR contro il governo che ha rigettato l'opposizione al master plan brasiliano Tavolara Baia Cala Finanza nel litorale di Porto San Paolo. 10 ettari, un insediamento turistico di lusso in un'area tutelata dall'AMP davanti a Tavolara, un intervento impattante in una zona in cui non si potrebbe costruire, ma noi non contiamo in un tubo. Patto tra le terre della longevità, nasce il brand delle Blue Zone. Nell'isola incontro con Giappone, Costa Rica e Grecia. È vero che abbiamo la longevità, titolo di longevità, ma abbiamo pure una percentuale di mortos per malattia superiore a tutto il resto del Stato italiano. Poi questo non si narra. Torna, allora in occasione, abbiamo articolo però dei vizi, premi a Sponi, studenti sul podio, Bitti, gli allievi delle medie del paese, protagonisti del concorso intitolato Al politico risorgimentale. I risultati, al primo posto Elisa Ligio, secondo Sebastiano Goddi, al terzo Viola Calvisi. Gli studenti della scuola media, protagonisti del premio Giorgio Asproni, una rassegna organizzata dalla fondazione omonima e dal comune di Bitti in collaborazione con l'istituto scolastico e il patrocinio della provincia e riserva della biosfera MAB, UNESCO, Tepilora, eccetera, eccetera, in occasione del 150° anniversario della morte del politico e giornalista, uno dei padri del Risorgimento italiano, un'attività nuova per gli studenti ma anche per la fondazione che per la prima volta, come ha ricordato il presidente Irimo Corte, ha registrato una straordinaria partecipazione, accompagnati in questa esperienza dal prezioso supporto dei docenti. Va bene. Andiamo da innanzi. Oncologia a rischio chiusura, remodellare dell'ospedale San Francesco, preoccupazione dei sindacalisti sul futuro del reparto ospedaliero. 2 medici in partenza, primario in pensione, allarme della UIL. 2 oncologhe in servizio di San Francesco sono entrambe vincitrici di concorso e in procinto di trasferirsi una ad Olbia e l'altra ad Oristano, mentre la primaria che sta per andare in pensione. Una combinazione potenzialmente devastante che secondo i sindacati potrebbe mettere seriamente a rischio la tenuta del reparto di oncologia dell'ospedale nuorese. Porca miseria. Medaglia della Camera agli Istentales, cerimonia alla Camera dei Deputati a Roma per la consegna al gruppo Istentales della medaglia. Il riconoscimento alla band nuorese giovedì è arrivato per i 30 anni di attività. Nell'occasione è stato presentato il docufilm Istentales 30 anni di musica sotto le stelle. Poi allora provincia personale protesta sulle risorse. Monta la protesta delle RSU della provincia di Nuoro contro la gestione delle risorse destinate al personale. I rappresentanti dei lavoratori denunciano in una nota il blocco delle somme destinate ai dipendenti ed il mancato avanzamento della contrattazione decentrata, situazione che starebbe alimentando malcontento tra i lavoratori. In una nota dai toni critici la RSU parla di forte preoccupazione e profondo disappunto per l'assenza di risposte alle richieste di confronto avanzate negli ultimi mesi per il rallentamento delle procedure legate al fondo del personale.
Al centro della contestazione la decisione di sottoporre all'esame del Consiglio provinciale risorse che secondo il sindacato sono vincolate ai dipendenti e avrebbero dovuto seguire un normale percorso amministrativo contabile. Una scelta che, sostiene la RSU, non sarebbe stata accompagnata da spiegazioni chiare e motivazioni tecniche. Non si può bloccare ciò che è destinato al personale senza spiegare perché, evidentemente non si sono chiedendo dai suo travaglio. La RSU punta poi il dito contro le scelte organizzative dell'ente, sostenendo che le nuove assunzioni necessarie per rafforzare gli uffici e migliorare i servizi istituzionali sarebbero state lasciate in secondo piano rispetto ad incarichi di supporto alle strutture dell'organo politico. Ciccolini non viene nominato, ma il tasso di occupazione raggiunge la media regionale. Siamo di provincia di Nuoro, i dati dell'osservatorio economico della Camera di Commercio sull'andamento delle buste paga. In provincia l'occupazione è vicina alla media regionale, rimane tuttavia una fetta grossa di persone, il 35,7%, che non lavora e ne cerca occupazione. Per trovare un dato positivo in assoluto si deve andare alla voce parità di genere in ambito lavorativo, dove la distanza tra gli occupati maschi e quelli di sesso femminile si ferma all'8,8%, che colloca la provincia di Nuoro nella parte alta della classifica nazionale. Ne si incarichi cosa? Krenos. Le moderne sanitate, a Nuova Sardegna, i sardi non si fidano della sanità regionale e si curano fuori dall'isola. L'indagine statistica evidenzia dubbi, paure e delusioni. Ictus sia il piano di pronto intervento. Approvata la nuova rete Stroc. Tode, ora colmiamo un ritardo storico. Arriva l'approvazione del nuovo piano rete tempo dipendente per lo Strocche. L'isola compie un passo avanti nell'assistenza dedicata alle patologie cerebrovascolari. Il documento ridisegna l'intero sistema regionale di presa in carico dell'ictus cerebrale, dalla fase dell'emergenza sino alla riabilitazione e al reinserimento nel contesto di vita del paziente. Benemetta. Andiamo da innantisi, Sardegna al bivio, attrarre o morire, cioè in termini di attrazione turistica specialmente, illustrato a Cagliari nel rapporto Krenos, troppe microimprese, giù il potere d'acquisto. Frana l'export, ma il PIL resta positivo. I costi dell'isola salvati dai turisti, e quindi più 5.000 l'aumento di occupati in Sardegna, 95,9 delle imprese sarde a meno di 10 chi sono anni, 23,3% delle imprese rientra nel settore agricolo, 65-74 anni fascia di età dei lavoratori cui si deve l'aumento degli occupati, 1,4 euro la riduzione in termini reali della retribuzione oraria in Sardegna, quindi ridotta, 85,9 la retribuzione media sarda rispetto a quella italiana. Vabbè. Turismo sempre meno stagionale e non più costiero. Ecco qua, questa è una bella notizia. Gli altri temi: spesa sanitaria, donne laureate, donazioni di sangue. Cosa non torna? Allora, il turismo in Sardegna è sempre meno stagionale. Dal rapporto Creno 2026 emerge che resta forte la concentrazione dei flussi nei mesi estivi, ma negli ultimi 10 anni, con effetti più evidenti dopo la pandemia, la distribuzione delle presenze nel corso dell'anno si va facendo più equilibrata, merito della domanda internazionale, più presente nei mesi primaverili e autunnali,
mentre quella italiana continua a concentrarsi soprattutto in estate. Nel 2025 i dati EAGER dell'app eArt of Sardinia rilevano oltre 9,4 milioni di visite concentrate nei principali poli costieri e urbani, ma crescono anche alcune destinazioni all'interno: Sardara, Fonni, Desolo, Mamoiada, Barumeni, unico centro dell'entroterra con livelli elevati di pressione turistica. Barumeni ovviamente, vabbè. Chiaramente noi non bisogna manco il local. Siamo legati sul carro nostro, a su carro della baronia e dai cue. Siamo andati da Sinterro. Liste d'attesa ancora lunghe, ma passi avanti in un anno. Il responsabile unico, Minerva, l'organizzazione sta migliorando, narrata le criticità maggiori sui tempi di cardiologia, atteso il rinnovo del CAP, di Succup, cioè non capo, CUP, non è mica in americano o in inglese, del CUP. Centro unico prenotazioni. Che esperienza sta vivendo? Luigi Minerva non lascia nemmeno terminare la domanda, faticosissima. È passato più di un anno da quando la Giunta Torre lo ha nominato responsabile unico dell'assistenza sanitaria con licenza di abbattere le liste d'attesa, e lui, professore universitario a Cagliari, metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche applicate alla programmazione sanitaria dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e bete laurea longa. Non ha dubbi, sono stati fatti enormi passi avanti. I dati aggiornati al primo quadrimestre del 2026 di Agenas dicono, tradotti in termini semplici, che tutte le urgenze, il sistema sanitario risponde puntuale per visite ed esami a lungo termine, e si sta aspettando un attimo, si sta aspettando più del dovuto. Mi faccia dire però che è la prima volta che vedete dei dati e il risultato ed è un risultato già questo, la piena trasparenza. Un anno fa non c'era questa trasparenza, e vabbè. Ma ha disturbato il telefono. Il patto delle terre della longevità, nasce il brand delle Blue Zone, firmata un'alleanza tra la Sardegna, Okinawa, la Costa Rica, Nicosia e la greca Icaria, non dico. 3 giorni di incontri sulle prospettive turistiche e le potenzialità dell'albergo diffuso. Questa cosa dell'albergo diffuso torna dolci tanto e non me ne ha funzionato mancuno. Accise, ipotesi taglio per tutto giugno. Tajani, in Italia, come le roba italiana. Tajani, valutazioni in corso. Salvini, usiamo gli extra profitti delle banche, che a chi li sparata puso in alto queste offertas che sta profitti delle banche e così via. Case di comunità sotto il fuoco amico. Iteba successo, battere una proposta del suo governo, decolare il dottore de base da un contratto semi-privatistico a dipendente. Case di saldomo della comunità, cioè praticamente in questo mini ospedale che sono facendo i sollocori, insomma. Accanto pare te battere una reazione del suo comitato e soldatore se la cosa è stata ritirata. La riforma della medicina territoriale, che punta a far lavorare i medici di famiglia nelle case di comunità realizzate con i fondi del PNRR, divide il governo, e la polemica si sposta dal terreno sindacale a quello politico. A esprimere forti dubbi è la Lega,
che è naturalmente Corredo Ziccardo, che si dice pronto a lavorare per una vera riforma condivisa, ma il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato tira dritto. Le case di comunità saranno aperte nei tempi previsti, assicura. Scettiche le opposizioni, convinte che proprio il partito del sottosegretario, Fratelli d'Italia, arrivi in realtà il fuoco amico. Dai, insomma, si è partito suo. Lavorano nell'ombra per far saltare tutto, accusa il PD. AVS chiede a Meloni di riferire in Parlamento e comunque la legge l'hanno già ritirata. Andiamo alla politica internazionale, vedere Zelensky non c'è motivo, questo è il pretende Barroso russo, parte in salita l'iniziativa negoziale di Londra, Parigi e Berlino, gli aiuti USA in bilico al Senato. Putin rifiuta di incontrare e attacca le elite europee. L'ucraino narra, cioè Zelensky, ha scelto la guerra. Cioè praticamente Putin, non accettando questo incontro che Zelensky ha scelto la guerra. Mosca non sarà la lettera aperta di Volodymyr Zelensky ad avvicinare la fine del conflitto. A Vladimir Putin ha risposto con irritazione alla decisione di portare nella sfera pubblica i contatti tra i due nemici, affermando che al momento non c'è alcuna ragione per un incontro al vertice. L'incontro chiesto nella missiva di Zelensky sarà possibile solo quando una soluzione per fermare il conflitto sarà stata raggiunta attraverso il lavoro delle rispettive delegazioni, ha ribadito lo zar, e cioè praticamente Canno, Lieni, Cedici, tutto su chi pediti se t'hanno portare l'incontro, può cantare vittoria. Andiamo da innanzi. Putin rifiuta la proposta di Zelensky, impossibile l'incontro personale. Il Cremlino chiude al summit tra i due leader. L'Europa spinge per i negoziati. Medici di famiglia, frenata sulla riforma, abbiamo già dato decreto fermo, maggioranza divisa tra i vetti e sindacati sul piede di guerra, sindacati dei soldatori che non querano andare a fare che le soldi dipendenti pubblico, come che cosa scrive in ospedale, che sono dipendenti pubblico, non ha presumatessi valore il soro, ma non si comprende. E vabbè. Tancamos. Si teneva de oggi, già in ritardo, l'abbiamo cominciata e mi capito appunto problema già del comincio e non diamo l'appuntamento torna a casa. A menzo il vedere, buona tutto da Bizzi TV. Adiosu e menzo a casa.